2015. Ci racconta un po' le tappe con cui si è arrivati finalmente alla realizzazione? I primi incontri che ho fatto io con il territorio e con i sindaci interessati da questa linea fino a Belluno li ho fatti nel 2015 con tutte le problematiche inerenti alle rotture di carico. Ricordiamoci che nel 2015 siamo stati noi ad inserire la rottura di carico a Montebelluna perché i treni faticavano ad arrivare in orario, quelli che partivano da Padova e arrivavano a Belluno. Io in quel frangente promisi ai sindaci che a fronte di questo disagio che avremmo creato minimo, perché comunque è un disagio che abbiamo contenuto il più possibile, ci siamo impegnati ad investire e a fare delle scelte politiche per arrivare a togliere la rottura di carico sia di Montebelluna che di Conegliano, perché anche la tratta comunque Venezia-Belluno deve essere assolutamente migliorata. Promessa fatta, promessa mantenuta. Come Regione Veneto abbiamo già nella firma del contratto del 6+3 firmato nel 2016, avevamo già ordinato i 9 elettrotreni che erano destinati a questa linea e quindi all'eliminazione della rottura di carico. Ovviamente però elettrotreni che funzionano se c'è l'elettricità e quindi l'elettrificazione. Abbiamo iniziato ad avviare la battaglia con RFI per pretendere che questa elettrificazione venisse realizzata, anche perché insomma credo che visto che il servizio di trasporto pubblico locale su ferro in Veneto è un servizio d'eccellenza a livello nazionale, credo che questi investimenti valga la pena farli. RFI ha iniziato e con oggi vediamo il cantiere, la prima fase, e sono assolutamente fiduciosa che nel 2020 vedremo la realizzazione di tutto l'anello basso del bellunese elettrificato, ma vorrà dire per Belluno assolutamente una rivoluzione nel trasporto pubblico locale su ferro, perché vuol dire veramente accorciare ed avvicinare la montagna, accorciare le distanze ed avvicinare la montagna alla pianura, sia per i turisti che per gli studenti che per i lavoratori. Treni nuovi, elettrificazione, investimenti, stiamo discutendo con RFI anche il raddoppio della Maerne-Castelfranco, la progettazione del raddoppio della Castelfranco-Bassano, l'eliminazione dei passaggi a livello, perché ricordiamoci che l'anno scorso con RFI abbiamo sottoscritto un accordo dove Regione Veneto ha messo 45 milioni e 72 milioni a RFI per la soppressione di una trentina di passaggi a livello. Adesso stiamo lavorando ad un altro accordo per la soppressione di qualche altra decina di passaggi a livello. Tenete presente che quando Regione Veneto va da RFI, l'ingegner Gentile, l'amministratore delegato, ormai ci ha soprannominato come il modello Veneto da esportare nelle altre regioni, perché il modo di approcciarci ai problemi dell'infrastruttura ferroviaria che abbiamo noi in Veneto non ce l'ha nessun'altra regione. Stiamo creando una collaborazione assolutamente produttiva e fattiva che, ripeto, tra investimenti infrastrutturali, miglioramento del servizio e il biglietto unico che arriverà nel 2020 sarà una vera rivoluzione del ferro.